Buonasera e benvenuti a una nuova puntata dell'Analisi. Tutto quello che c'è da sapere sul redditometro, strumento di cui tanti hanno paura, quindi il fisco oggi prevalentemente in questa puntata della nostra trasmissione. Per parlarne abbiamo con noi la commercialista olbiese, che però vive in Emilia-Romagna da tempo, la vicepresidente della Commissione Accertamento dell'Ordine dei Commercialisti di Bologna, Teresa Piccinno. Buonasera Nardo, buonasera ai tuoi telespettatori che so che ti seguono in maniera assidua, sono fedelissimi e quindi salutiamo tutti. Ok, argomento spinoso, iniziamo a capirci un pochino, perché il redditometro c'è già in sostanza, ma chiariamo che cos'è. Sembra di capire che sia uno strumento di misurazione del reddito. L'etimologia della parola in effetti porta a quello, cioè uno strumento che misura il reddito, perlomeno dovrebbe essere una misura del reddito. In realtà con il redditometro, sia quello vecchio che quello nuovo, tutto misuriamo tranne che il reddito, perché con il vecchio redditometro misuravamo il tenore di vita, cioè in base al nostro tenore di vita arrivavamo a un calcolo di reddito presunto, per cui dopo c'erano dei calcoli appunto da confrontare con la nostra dichiarazione dei redditi e lì bisognava vedere, diciamo, gli scostamenti eventualmente registrati. Ora invece? Con il nuovo redditometro invece misuriamo le spese, quindi le spese sono uguali al reddito, pensa un po', cioè partiamo da una cosa successiva per trovare a monte la nostra fonte di reddito. Capito. E comunque quella del redditometro è una storia non recente, parte da lontano ma forse sono in pochi a saperlo. Sì, parte da molto lontano. Se pensiamo che è una cosa un po' simpatica questa da raccontare, inizia nel 1707, viene introdotto in quell'anno in Francia da Luigi XIV, il Re Sole. Nel suo ministero, in uno dei suoi ministeri c'era questo genione, ingegnere, addirittura una delle sue opere, una fortificazione considerato patrimonio dell'UNESCO, tanto per dire, appassionatissimo di matematica, viene incaricato dal Re Sole per trovare un sistema, diciamo, di calcolo del reddito. Cosa fa? Si concentra e il risultato è una specie di redditometro alla nostra maniera, è un po' più grezzo, però colpisce tutti i possedimenti delle persone, sia della nobiltà francese sia anche dei cittadini più comuni, quindi odiatissimo, addirittura la sua tomba venne violata più volte perché con questo sistema aveva violato la privacy, quindi c'era anche lì un primo approccio alla preservazione, diciamo, della privacy dei cittadini. E poi arrivò Mario Monti. Dicevamo, non è uno strumento nuovo. Che cosa c'è di attuale quindi? Vogliamo capire questo. Perché viene introdotto? Quali novità introduce questo redditometro rispetto al passato? Partendo chiaramente non dal 1707, ma partendo dal 73, che è l'anno del nostro decreto dove viene introdotto questo malefico articolo 38, arriviamo ai nostri giorni, ma in realtà il redditometro c'è sempre stato. La rivisitazione è questa la cosa nuova. In realtà noi già assistiamo quotidianamente ad accertamenti per gli anni fino al 2008. Quindi in questo momento noi abbiamo una situazione di interregno tra vecchio redditometro e nuovo. Ne abbiamo due, quindi non parliamo di redditometro, parliamo di due redditometri. Allora, il vecchio redditometro risponde fino al 2008, per cui noi quotidianamente abbiamo a che fare con l'Agenzia delle Entrate che ci chiede conto dei redditi fino al 2008. Tra parentesi si prescrivono a fine anno, quindi abbiamo ancora il vecchio redditometro che è in ballo fino a dicembre del 2013. Finito dicembre, per il 2008 possiamo star tranquilli. Dopodiché? A parte qualche caso particolare. Dopodiché, a brevissimo, attendiamo una circolare che dovrà chiarire alcuni dubbi interpretativi, problemi aperti sull'anno 2009 e seguenti. È stato rivisitato, i presupposti sono cambiati. Novità, dobbiamo elencare, sono 100 voci di spese che noi dobbiamo individuare se nel nostro paniere, diciamo, di famiglia abbiamo sostenuto, e una volta effettuato questo reddito con nuovo calcolo, diciamo, emerge lì, emergerà una situazione per cui si confronterà il calcolo del redditometro con quanto noi abbiamo dichiarato nelle nostre dichiarazioni dei redditi. Ecco, e come parte la procedura di accertamento? Quali sono le soglie che fanno scattare l'accertamento? Allora, l'Agenzia delle Entrate già fa dei controlli, a prescindere dall'annualità o dal vecchio o nuovo redditometro, fa dei controlli a nostra insaputa. Tu potresti essere già controllato e non saperlo. Allora cosa succede? Che
Eventuali scostamenti, e qua parliamo di scostamenti con nuovo redditometro superiori ad un 20% rispetto alle tue dichiarazioni dei redditi, ti portano immediatamente in una lista che io chiamo lista grigia. È una lista, diciamo, pericolosa di soggetti papabili al controllo. Quindi succede che c'è una franchigia di 12.000 euro, quindi se lo scostamento rientra in questi 12.000 euro tu stai tranquillo, probabilmente la tua posizione personale è già stata controllata e magari archiviata perché sei un bravo contribuente, e al contrario, se lo scostamento supera i 12.000 euro oppure il 20%, è chiaro che puoi essere chiamato a controllo. Tra gli altri esentati ricordiamo i pensionati, però attenzione, questo è un regalo periodo della Befana, preelettorale. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, era un po' diciamo costretto a dare qualche contentino, nello specifico ha esentato i pensionati con il solo reddito da pensione. Significa che gli altri pensionati, quelli che hanno più redditi, per esempio un pensionato che abbia una casa che dà in affitto, locazione, anche quelli sono sorvegliati speciali. Possono essere controllati. È chiaro che le situazioni marginali non hanno, nessuno ha interesse, neanche l'agenzia, a perdere tempo a controllare, andare dietro a situazioni marginali che possono portare poco. Però ci sono. Vediamo la pratica. Un cittadino X, io, tu, trova nella cassetta della posta il famoso questionario. Che cosa deve fare? Allora, ti dico subito che difficilmente lo trova nella cassetta ed è un tasto dolente perché vengono inviati mediante raccomandata, vengono notificati. È importante non prestare disinteresse, diciamo così, a questo momento, cioè delle volte quando noi riceviamo dei questionari siamo quasi tentati a cestinarli oppure non dargli la dovuta importanza. Ecco, io il primo consiglio che posso dare è proprio questo: attenzione, perché sono di un'importanza fondamentale. Dei danni economici al contribuente derivano da questo maldestro magari ritiro della raccomandata. Nell'invito, cioè nel questionario, adesso intanto il questionario nuovo lo dobbiamo ancora vedere, ne conosciamo i contenuti, insomma. Però arriverà. Su quello vecchio possiamo dire che è un questionario da compilare dove ci sono scritte delle voci di spesa, tu devi indicare quali tu hai sostenuto, e un consiglio immediato è questo: intanto il fai da te non è diciamo consigliabile. Assolutamente, quindi attivare subito un'assistenza di un professionista possibilmente abilitato che un indomani ti possa portare anche in sede contenziosa. Succede quindi che il questionario tu lo compili, a lato prepari dei documenti, fai delle belle fotocopie di tutte queste spese che pensi possano essere da dichiarare o comunque da allegare, e qui il consulente che ti affianca deve essere anche in grado di presentare una memoria, diciamo illustrativa, non voglio dire difensiva, però illustrativa dei fatti che ti riguardano, e anche integrativa laddove la semplice fotocopia o il semplice dato di numero non è indicativo. Quindi una memoria, un'istanza dove vengono specificati i tuoi fatti. È già un atteggiamento estremamente difensivo. Sì, io diciamo. Consiglio questo, consiglio assolutamente di evitare di fare da sé, anche perché una dichiarazione che tu puoi far verbalizzare, perché c'è una verbalizzazione, quando noi andiamo all'Agenzia delle Entrate con la compilazione di questo questionario, l'Agenzia verbalizza una sorta di contraddittorio, quindi c'è la tolleranza nell'appuntamento, negli orari. Di solito quando ti arriva un questionario entro 15 giorni tu devi rispondere. Chiami il funzionario di turno e chiedi un'eventuale proroga di questa consegna. Però attenzione, perché le dichiarazioni che tu verbalizzi o fai verbalizzare, guarda che qui i funzionari sono molte volte anche cattivi, perché diciamo ingenuamente possono scrivere delle cose, tu le ratifichi, dopo in sede difensiva davanti a un giudice fai fatica a far valere. La tua condanna. Sì. Abbiamo parlato di contraddittorio, che immagino il procedimento che segue la contestazione, no? Esatto. Ecco, come può il contribuente giustificare spese che gli vengono contestate? Allora, deve conservare tutti gli scontrini? Che deve fare? Questa spasmodica ricerca degli scontrini mi fa impazzire. Allora, intanto l'Agenzia delle Entrate già detta una quindicina di elementi giustificativi. Cosa sono? Sono delle giustificazioni che tu puoi addurre per
dimostrare che tu hai operato correttamente. La faccio facile. Abbiamo ricevuto un immobile per successione ereditaria, semplice, no? Tu hai purtroppo una mancanza in famiglia, ti arriva in eredità un immobile e quindi tu col tuo reddito non potresti comprarlo, quindi non potresti affrontare questo acquisto, però dimostri che questo immobile è pervenuto per successione ereditaria. Fine della storia, l'archiviazione del redditometro immediato. Diciamo che altri elementi, poi dopo parleremo anche di questi aspetti se vogliamo argomentare, altri elementi giustificativi sono per esempio una vincita che tu hai fatto all'otto piuttosto che a un altro gioco. Ma come fa il fisco a vedere tutte le tue spese? Le spese le vede mediante altri strumenti, per esempio lo spesometro. Infatti molti confondono il redditometro con lo spesometro. Diciamo che cosa sono? Sono strumenti diversi. Lo spesometro affianca il redditometro nel momento del controllo. Lo spesometro è una dichiarazione che noi siamo già abituati da tempo a fare negli anni, ha cambiato nome, ha cambiato governi, è stato modificati gli importi da comunicare, cioè gli operatori cosa fanno? Inviano, operatori siamo noi, inviamo per conto dei nostri clienti una serie di dati sugli acquisti e sulle vendite, per cui se tu hai comprato e io ho venduto, si incrociano i dati, la cosa deve quadrare. Se squadra vuol dire che uno dei due non ha operato correttamente, o io ho buttato per esempio una fattura di vendita o tu hai fatto dell'altro. Cosa succede? Dall'incrocio di questi dati l'Agenzia delle Entrate sarà maggiormente in grado di sapere che cosa tu hai comprato. Ora, fino adesso lo spesometro riguardava i soggetti con partita IVA e per quanto riguardava i privati, per esempio gli acquisti superiori a 3.600 euro IVA compresa. Ora invece? A regime saranno tutti, quindi già infatti questo spesometro del 2012 è sospeso con proroga proprio perché dovevano definire alcune cose. C'è anche l'anagrafe tributaria cosiddetta che poi invece riguarda... Vedo che sei preparato, Nardo Marino. Sì, allora, che riguarda i nostri conti correnti di tutti. Guardate che è un momento, io non voglio fare allarmismo perché sono molto ottimista di natura, però attenzione perché tutti questi strumenti, come dicevano a scuola quando ci facevano fare le varie guerre, ci facevano studiare le varie guerre, gli accerchiamenti a tenaglia, le strategie di guerra, ecco qua siamo proprio accerchiati. Infatti al redditometro abbiamo detto si affianca lo spesometro, cioè l'indicazione di tutti gli acquisti e le vendite che uno fa e per quanto riguarda l'anagrafe dei conti abbiamo letto questo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sarà operativo da ottobre, però ormai gli elementi dovrebbero esserci tutti perché ci sono state proroghe anche in questo senso. Entro il 31 ottobre tutti gli intermediari finanziari dovranno inviare questi flussi telematici con i nostri conti, i saldi, si parla di saldi nel provvedimento, sia dei nostri conti correnti bancari ma anche delle operazioni finanziarie che facciamo, quindi parliamo di banche, poste, carte di credito, società di leasing, quindi tutti questi flussi entrano a regime in banca dati, l'agenzia ce li avrà in tempo reale. Salto un passaggio perché stiamo finendo il tempo, sì. Ma c'è un punto interrogativo in tutta questa storia, perché c'è stata una recente sentenza di un tribunale, questo lo dico io, la sezione staccata di Pozzuoli, dove il giudice ha accolto un ricorso presentato da un contribuente che non voleva che l'Agenzia delle Entrate venisse a conoscenza di ogni singolo aspetto della propria vita privata, che è poi uno degli aspetti più controversi. Chiudo con una domanda, perché c'è un aspetto interessante e carino. Negli altri paesi che succede con strumenti del genere? Guardate che è una cosa che riguarda tutti i paesi, noi abbiamo la comunità europea, andremo sempre più di pari passo in parallelo, per cui un'uniformità anche fiscale. In Portogallo sta succedendo questo, è una cosa simpaticissima nella tragicità, se possiamo dire, la protesta bianca, cioè per quanto riguarda lo strumento dello spesometro vengono indicati in tutti gli acquisti superiori entro un certo limite e viene indicato il codice fiscale del Premier, il Pedros Coelho, e questo codice fiscale del Premier che a fine anno sarà sparametratissimo col redditometro, a differenza invece dei contribuenti che saranno snelli nella loro spesa. Portogallo quindi, simpatici e incisivi. Portogallo sono simpatici, esatto. Grazie Teresa Piccinu per essere stata all'analisi. Grazie a voi, è stato un onore. Grazie, noi ci rivediamo domani con un'altra puntata. Buonasera. Buonasera.